non ci credi? Ciao! E ogni incognita, ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestra esperta quale sei, e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutto me se ti andrà per una notte. Cresce sempre più la solitudine nei grandi vuoti che mi lasci tu. Rinnegare una passione no, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccolo così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutto me se ti andrà per una notte. La notte a casa mia sono tuo, sono 1000 volte tuo. E la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai. Ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più. E continuo sulla stessa via, sempre ubriaco di malinconia. Ora ammetto che la colpa forse è solo mia. Avrei dovuto perderti e invece ti ho cercato. La mia mente non si ferma mai. Io non so l'amore vero che sorriso ha. Pensieri vanno e vengono, la vita è così. Minuetto suona per noi. La mia mente non si ferma mai. Io non so l'amore vero che sorriso ha. Pensieri vanno e vengono, la vita è così. Pensieri vanno e vengono, la vita è così. Buonasera amici a casa e benvenuti qui in diretta su Rete 7 nella mia trasmissione. Come state? Avete passato un buon weekend? 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Tra un po' ci sarà qui con me Juanita, Alessia Chelucci, ma adesso abbiamo iniziato con un gran brano di Mia Martini e proprio di Mia Martini voglio continuare a parlare, perché lei aveva un grandissimo amico, un amico che è rimasto vicino a lei fino agli ultimi giorni, gli ultimi istanti della sua vita, e questo amico si chiama Renato Zero. E voglio interpretare un brano che ha scritto Renato Zero proprio per Mia Martini. È una canzone del 1998 dove parla esattamente di questa loro grandissima amicizia, tanto da definirla un amore
che esplose soltanto a metà. La canzone si intitola La grande assente. La grande assente ancora oggi. Avrebbe ancora tanto da darci, tantissimo. Ciao Mimì. Ho perso te, potevi amarti di più. Ho perso te, dovevi vincere tu. Sola così, nel grande gioco dei no. La sorte poi è così miope, lo so. Ora in silenzio lavora. Che vita è capace solo di guai. Ho perso te, così non guarirò mai. Pezzi di me sparsi dovunque qua e là, e amore che esplose solo a metà. Sei più musica che mai, voce nei pensieri miei. Ti sento, ti invento, così presente, così mia, né crudeltà né ipocrisia. E basta soffrire. Dove vivi dagli enormi capelli, che folli giorni quelli, è ancora lì che suona al suo piano il canto suo, perfetto ricamo, rapito dai colori suoi. Nel suo universo mi specchiavo, chitarre e spiagge insieme a lei, canzoni come aquiloni. Mimì! Ho perso te, tutto il resto è qua, compreso chi ti ha condannata già. È gente che una battuta e via, vittime poi di quella stessa ironia. Ti ritroverò, lo so, su questo cuore aspetterò, volando, volando. Ed incanto sarai qui, buffa e tenera così, sospiro vitale. Dove Mimì, nel bel mezzo del viaggio, Mimì col suo coraggio. Dove Mimì, leggera carezza, diamante lei, di rara bellezza. Se accendo un sogno appare lei, la mente mia non si rassegna. È bello poter dire che la morte si sbaglia. Mimì, Mimì. Dov'è Mimì? Dov'è Mimì? Mi volto e la vedo, perché vai via? Le chiedo. Rimani qui, improvvisiamo, e fu così che mi conquistò Mimì, e tutto iniziò da lì. Non resto senza
adesso andiamo avanti dando spazio alle vostre idee arrivate la scorsa settimana. Federico in regia, innanzitutto buon lavoro al nostro Federico. E allora sparami davanti a me la prima richiesta di questa serata. Sono nuovo della trasmissione, se per favore mi fate ascoltare la canzone di Loredana Bertè, Sei bellissima, dedicato a mia moglie Filippa. Grazie tante da parte di Salvatore. Allora Salvatore, ti facciamo una versione un po' particolare di Sei bellissima, Spero che vi possa piacere, una versione un po' recitata, molto bella, inventata da Fausto Leali, anzi modificata da Fausto Leali, e fa così. Devo entrare un po' nella parte. Che strano uomo ero io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno, sì, quando mi addormentavo sul suo seno e la scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo ero io, la tenevo sotto braccio e se cercavo di essere serio per lei ero solo un pagliaccio. Ma io le dicevo, le dicevo sempre: sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore, lo stavo a guardare. Sei bellissima, sei bellissima. Se pesco chi un giorno ha detto che il tempo è un gran dottore, lo lego ad un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Son passati buoni un paio d'anni, un paio di stagioni. Ho avuto un sacco di avventure ma niente di particolare. Mai uscivo a cercarti nelle strade, tra la gente, e mi sembrava di voltarmi all'improvviso e di vederti nuovamente. E avrei voluto urlarti ancora. Sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore, lo stavo a guardare. Stavo a guardare. Sei bellissima, sei bellissima. Alessia Chelucci, buonasera. Buonasera Enrico, buonasera a te e agli amici a casa, tutto bene? Abbiamo fatto 3 brani praticamente in famiglia, tra Mia Martini, tra Loredana Bertè e tra Nato Zero. Io direi di continuare così, perché mi piace molto questo repertorio. Vi ricordo 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste come quella di prima. Ma adesso vi facciamo saltare un pochettino perché arriva Loredana Bertè. Continuiamo così con Maledetto, Luna Park. Coi miei occhi da bambina e le scarpe
tutto nuovo, tutto nuovo. Bianco e nero si colora, pensa che fortuna, è tutto nuovo, è tutto nuovo. Carta e zucchero filato, tra le giostre un ubriaco, con un palloncino in mano se ne va. Cuore da montagne russe, siamo appese delle stelle, ma poi quando si scende, e come si fa? È tutto un Luna Park, Luna Park, Luna Park, questo maledetto Luna Park, via di qua, che non mi diverto, vado su, sai va su, si va che si va al Luna Park, Luna Park, Luna Park, canto e non la smetto. Coi miei occhi da bambina in questo mondo alieno è tutto nuovo, è tutto nuovo. Tra fantasmi in gomma piuma, anime in vetrina, il tuo veleno è troppo buono. Dammi un bacio che mi sazia, che l'amore non si avanza, egoista eppure giusta, chi lo sa. Nella casa degli specchi siamo tutti un po' bugiardi, così vogliamo stra i denti e dice prego madame. È tutto un Luna Park, Luna Park, Luna Park, questo maledetto Luna Park, via di qua, che non mi diverto, si va su, si va giù, si va che si va al Luna Park, Luna Park, Luna Park, passo e non commento. Si va su, si va giù, si va dove non si tocca, perché il tempo un lecca, ho già rotto i miei collanti. Si va su, si va giù, una vecchia filastrocca, Cenerentola in carrozza e l'alba arriverà. Chi era Cenerentola? Cenerentola. Salutiamo le Cenerenole all'ascolto. Insieme a noi tutti! Si spegne il Luna Park, Luna Park, Luna Park, questo maledetto Luna Park, via di qua, tanto non mi accendo, si va su, si va giù, si va che si va al Luna Park, Luna Park, Luna Park, tanto non la smetto. Tanto non la smetto. E che no, Allora, adesso- Cenerentola è Cenerentola la è bellissima, cugina di bellissima. Cenerentola. No, tu stai troppo insieme a me, perché io sbaglio Veramente. sempre le parole, star troppo insieme a me che vai dopo Sei in mezzo contagioso. Cenerentola è fantastica. Cenerentola anche. davvero, ma carino. Vabbè, ma ragazzi, siamo dal vivo e questa è la dimostrazione che a volte tra virgolette Siamo scemi. sbagliamo. Ah, no, sbagliamo. mica siamo scemi, come siamo scemi adesso, ma non scherziamo. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, richieste, fotografie, suggerimenti, anche perché vorrei un suggerimento da voi a casa. Voglio preparare per la prossima settimana una puntata dove stiamo tutta l'ora su un artista, ma sceglietelo voi, datemi dei consigli sempre al numero che vedete qui. Adesso noi ci fermiamo solo 2 minuti e mezzo, nel secondo tempo avremo le vostre richieste come Gigi D'Alessio, i Collage, un'altra estate, un brano dei Pooh pazzesco, poi Primavera di Marina Ray e ancora tanta bella musica, quindi non cambiate assolutamente canale. Pubblicità. C'è Alessia Chelucci e sono andata a rileggersi tutto il romanzo di Cenerentola e adesso torna e facciamo un'interrogazione su Alessia, come si chiamano i 7 nani. Molla il cellulare, non andare sul cellulare, legge, voglio capire se ti ricordi come si chiamano i 7 nani. Ma adesso, miei cari amici a casa, altra vostra richiesta. Vai Federico, vediamo un po' cosa arriva qui. Ciao Enrico, ci canti Vivi di Gigi D'Alessio da Roberto ed Elisa di Torino. E beh, quando mi si chiede Gigi, che bello che è! Vivi! Ho sentito
dire che col tempo tutto passa e se ne va, ma io credo sia solo filosofia. Mi hanno detto che un amore nuovo quello vecchio scaccerà, chissà, ma non è bastato per mandarti via. Io con te ho capito cos'era sognare, io con te ho capito cos'era l'amore. Vivi come luce dentro me e la tua immagine mi accende e spegne il cuore, per questo che tu sei la mia fine pena mai, con l'aria che mi dai respiro ma non vivo, sei qui ma non ci sei. Sempre a far progetti sul futuro della vita io e te, guardavamo nella stessa direzione. Poi ho visto il mondo che cadeva a pezzi solo intorno a me, e quel tuo silenzio fare più rumore. Io con te ho capito cos'era sognare, dopo te non ho avuto più sogni da fare. Insieme a me vivi come luce dentro me e la tua immagine mi accende e spegne il cuore, per questo che tu sei la mia fine pena mai, con l'aria che mi dai respiro ma non vivo, sei qui ma non ci sei, con l'aria che mi dai respiro ma non vivo, sei qui ma non ci sei, vivi tutti i giorni miei, vivi qui ma non ci sei, vivi ed io non posso viverti, tu vivi tutti i giorni miei, vivi qui ma non ci sei, vivi ed io non posso viverti. Allora vediamo un po' se a casa hanno già scritto su quale artista vorrebbero tutta una puntata di Casa Peretti. L'abbiamo già fatto con i Ricchi e Poveri, l'abbiamo già fatto con i Pooh, l'abbiamo già fatto con Renato Zero, forse no, ma l'abbiamo già fatto con Celentano e l'abbiamo già fatto ultimamente con gli 883. Quindi vediamo un po' se avete qualche idea, così la prossima settimana dedichiamo un giorno a rivivere un po' tutta la grande carriera di un artista che vi sta nell'anima, che vi sta a cuore. Juanita, tocca a te, venga. Vengo. Hai letto? Pupo l'hai detto? Pupo l'ho già sì, Pupo l'abbiamo L'hai fatta, detto? l'abbiamo Sì, fatta, l'abbiamo anche fatta, Pupo, l'hai è vero, fatta, abbiamo sì. già anche fatto la puntata. Cioè, ragazzi, l'altra volta su Modugno, a me Già piacciono fatta, molto le puntate proprio a A tema, tema. quindi vedete voi. I nomi No, non dei li sette so, nani. non li ho guardati. I nomi dei sette nani. Eolo, Pisolo, Mammolo, Dottolo, Cucciolo, Bruttolo. È bruttolo, dai, bruttolo non si può sentire, bruttalo. Non ha fatto confusione con Bruto di Bruttolo. di braccio di Bruttolo. Ma voi a casa li sapete senza guardare il cellulare i nomi dei sette nani? Io personalmente no, chiedo, Io ma potevi sei anche visto- dirmi sgabellolo e io va bene, sgabelliamolo, non è che... Va bene. Andiamo avanti con le vostre richieste. Ricordo che siamo in diretta 348 80 40 254 per le canzoni che volete ascoltare. Ciao, potete fare una canzone dei Collage, Un'altra estate. Grazie
da Matteo e Arianna. Allora, tutte le volte che io leggo collage chiamo Juanita in trasmissione perché lei coi collage va forte coi collage. Speriamo anche con questa, sì, dai, ci proviamo. Sì, però io mi chiedo, Sì. ma come mai hai questa passione per i collage? Cioè, è strano, no? Ma Enrico, come tu hai la Enrico, passione Enrico. dei Pooh, Sì. perché sei nato a pane. Ma e io Pooh. ho un perché, l'ho già spiegato tante volte, c'è un motivo legato a un mio... Sì. Invece, cioè, la prima volta che hai ascoltato un brano dei collage, No, io non me lo ricordo. però c'erano so- ancora le lire. Sì, C'erano ancora le lire. mi piaceva e quindi ho cominciato ad ascoltare i collage e poi se posso dirti un perché di un altro artista, ma no, di collage, i collage. non me lo Hai ricordo, avuto un fidanzato che ascoltava i collage. che ascoltava Baglioni. E cosa c'entra con i collage? Magari ascoltava anche i collage, adesso non me lo ricordo. Come si chiama? Come si Chi? chiama? Il fidanzato? Ma non si dice. Ma come non si dice? Non è che... cioè. Si chiama Giovanni. E allora salutiamo Giovanni, ciao. fans di Baglioni si chiama Giovanni. Vabbè, comunque, dai, un'altra estate. Quando finisce una storia non serve più piangere. Quando finisce un amore non serve discutere. Chiudi i tuoi sogni delusi in un vecchio barattolo. Gettalo al mare e aspetta solo che affondi giù. Quando la sabbia arrossisce le ombre si allungano. Quando una lama di luna sperduta ci illumina. Mentre curiosi tendiamo le mani per prenderci. Piccole ombre, i tuoi ricordi cancellano. E ritorna un'altra estate, ricomincia un altro amore, sul tuo viso da inventare, carezze da rubare e da restituire. E ritorna un'altra estate, porta sempre un batticuore. Questa volta siamo noi, puoi ridere se vuoi, ma è troppo tardi ormai. Quando ritrovi l'amore puoi anche commuoverti. È come un amico lontano che viene a riprenderti. Guarda stanotte che notte mi sembra una favola. Sembra che il mare respiri piano negli occhi tuoi. E ritorna un'altra estate, ricomincia un altro amore, sul tuo viso da inventare, carezze da rubare e da restituire. Quando torna un'altra estate, sei il ritratto dell'amore. Questa volta siamo noi, tocchiamo ferro vuoi che non finisca mai. Brava! Comunque perché devi dire che il mio fidanzato dei tempi non si chiamava Giovanni? Ma che ne so? Sì che si ma chiamava hai fatto la Giovanni. lista dei tuoi Allora, fidanzati perché mi l'altro hai detto giorno? non si chiamava Giovanni. Ma hai fatto la lista dei fidanzati e non mi ricordo un Giovanni. A parte il fatto che io non ti ho mai fatto una lista sta proprio, dicendo veramente una lista, dove c'erano fogli che andavano, fogli che venivano. Ciao Riccardo, Sì, Riccardo, salutiamo sì. ciao Riccardo. Ciao, Riccardo. Allora, ascolta, i 7 Dimmi. nani c'erano quasi, però hai dimenticato questo. Guarda, Attenzione, te lo imito. Vediamo un po' se riesci a indovinare il prossimo, ok? Vabbè.
cosa potrei fare io? Remo. Remolo, Remolo. Remolo, no. No, Ah. guarda, pensa a Venezia, no? Venezia? Venezia, gondoliere, Go- gongolo. Brava, gongolo. E invece poi c'è quello lì che sapeva, quello che sapeva quello tutto perché era uno Dotto. Brava, quindi riassumiamo. Non me ne ricordo più. Neanch'io. Gongolo, eolo, pisolo, mammolo, dotto, brontolo e cucciolo. Gli altri c'era. Però so come si chiamava lei, eh? Lei Sì. si chiamava Biancaneve. Vabbè, scusa. Sono le 20:36, andiamo a leggere un po' di messaggi arrivati fin qui. Vai regia, vediamo un po' cosa hanno scritto i nostri amici a casa, ma nel frattempo non fermatevi, riparte il vulcano di Casa Peretti. Ciao Dani, grazie. Nel frattempo ringrazio Giuliano per l'assist dei 7 nani, bravo Giuli. Buonasera carissimo Enrico, Alessia, Luciano, era venerdì Luciano. Sono Anna di Torre San Giorgio, volevo ringraziarvi per le belle serate in vostra compagnia, questo ci fa molto piacere, con musica e allegria, che in questi tempi ne abbiamo tanto bisogno. Quando puoi cantare questa canzone di Zucchero, Una notte che vola via, grazie, saluti a tutti voi. Un brano che non so, mi dispiace, dammi il tempo di provare, impararlo per te, ok? Ci provo, non garantisco, però ci provo. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è The King, baci da Alfonsino e Germano. Sei tu The King? Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è. Grazie Alfonsina. Addirittura The Ciao King. Germano. Essere alti è importante, ma essere all'altezza è di più. Forza Cuneo. Un bacione da Daniele e Luca da Ceva. Ciao Cuneo, ciao Daniela, ciao Luca. Ciao Enrico e Casa Peiretti, bentornati anche questa settimana. Sognare e cantare in allegria da Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea. Ciao Andrea, grazie. Buona settimana anche a te. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, faccio gli auguri di buon compleanno alla mia mamma, Cosima Gasbarro, che ieri ha compiuto 85 anni, che sta giù al paese. Masagne, Brindisi, Puglia, da Antonio Primiceri Rivalta. Buonasera signora innanzitutto e tanti auguri. Auguri. Ha un figlio che ci segue dall'inizio, ha un bravo figlio il nostro Antonio Primiceri. Bravo. Buon inizio settimana a tutti i peirettini, a te Enrico. Grazie Tiziano, grazie, buon inizio settimana anche a voi. Ciao Enrico, anche se sei un bravissimo cantante e un bravo presentatore, sei rimasto uno di noi e questo ti fa onore. Complimenti per Casa Peiretti, un saluto da Fabrizio di Quarona. Ciao Fabrizio. Grazie ragazzo, grazie. Mi piace essere considerato uno di famiglia, molto. E qua è un fiore che sconfigge il gelo, perché sì. tutto può essere battuto. E quindi anche il gelo. Complimenti Enrico a voi tutti, da Piero l'Alpino di Gressonei con la primavera. È arrivata anche a Gressonei la primavera? Sì, comincia, A proposito, tra un po' andremo proprio a cantare quel brano lì. Sai la compagnia preferita del nostro bimbo Andrea? Sei la compagnia preferita del nostro bimbo Andrea. Grazie, gli puoi dedicare a modo tuo di Elisa. Grazie Simone e Fabio Dasti. Ciao Andrea, faccio un basin al bimbo Andrea. È una canzone che devo preparare, però solo per te la preparo, velocissimamente. Bellissimo l'inizio con la canzone di Mia Martini, grazie per questo ricordo, bravo Enrico, grazie sempre anche ai tuoi collaboratori, grazie Linda da Crema. Ciao Linda, grazie, a voi. Ciao Enrico, buonissima settimana, bellissima la canzone di Mia. Un abbraccio, se possibile vorrei ascoltare la canzone Io per lei di Camaleonti. Un saluto ad Alessia. Massimo da Venaria. Ciao Va Massimo. bene. La mettiamo in programma, Io per lei dei Camaleonti. Ciao Enrico, anche stasera ti ringrazio per le belle canzoni che sto seguendo. Vorrei salutare Alessia e Luciano Bianchi. Dai, non c'è Luciano e c'era venerdì, visto che venerdì che venerdì non hai passato il mio messaggio. Ringrazio di cuore per la mia richiesta fatta con simpatia Renata da Piscina. E non sgridarla, tutto. Non sgrido Renata, io sgrido Federico. Come mai non è passato il messaggio di Renata? Io i messaggi in onda li voglio tutti quando è possibile. Certo, quando ne arrivano un centinaio non possiamo, però un saluto da Vittoria, Luca, Lidia, Vivi e Toni da Collegno. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Allora regia, ultimo messaggio. Un saluto a te Enrico, sempre bravo, bella la canzone Mimì. Un abbraccio a te Juanita Alessia, buona serata, spero di tornare. Spero a presto, amica Marina Ferrari. Certo, ciao Mari, stiamo ti aspettiamo. cercando di combinare una serata insieme, molto probabilmente la prossima settimana, un giorno della prossima settimana. Ascolta Juanita, prima di lanciare la pubblicità devi dirmi anche come si chiama però il principe azzurro, perché tutti sanno i nomi dei 7 nani. Il nome, come si chiama il principe azzurro? Ma il mio? No, quello della fiaba.
Ma di quale fiaba? Biancaneve. Aveva un principe. Ah, dunque, non l'hanno mai detto. Sì, No, si sa. non c'è mai stato scritto. Il principe azzurro viene, Allora, la bacia, lei si risveglia. Non è vero. No, allora, ti aiuto. Allora, parliamo di Grande Fratello. Ma veramente? Parliamo di Grande Fratello di tanti anni fa. Sì. C'era una romana. Ma perché un po'. io sono venuta Ascoltami. stasera? C'era una romana un po' grezza, no? Un po'. Oh, me la ricordo. Perché lei era questa del Grande Fratello. Com'era il nome? Floriana. Quindi il principe si chiama? Floriano, ma non so. Non Floriano, Florio. Florian. Florian. Ecco. Pubblicità, torniamo subito con altre vostre 2 richieste e tutti i messaggi. Io non torno, ciao. Tutte le volte che vedo nei messaggi la richiesta di Io per lei dei Camaleonti, mi viene in mente l'inizio di Casa Peiretti, stiamo parlando di 5 anni fa, e c'era un ascoltatore che l'aveva richiesta. E gli ho risposto: guarda, dacci il tempo di impararla perché è un brano complicato. Il giorno dopo di nuovo richiesta, il terzo giorno di nuovo richiesta, lo stesso messaggio, stessa canzone, Io per lei dei Camaleonti. A un certo punto ho detto: dacci il tempo, o non ci ha più seguiti. Ragazzi, questo per un po' entrare nelle vostre richieste. So che molti di voi aspettano delle canzoni che hanno che vogliono sentire, però siamo umani, non siamo jukebox, non c'è la monetina, non c'è neanche dove inserirla la monetina, quindi mi raccomando, noi ce la mettiamo tutte le sere e andiamo ad accontentare proprio questo nostro ascoltatore. Vediamo un po' cosa ha richiesto. Ciao ragazzi, come sempre mitici, vorrei ascoltare una canzone di Pooh, Dall'altra parte, canzone purtroppo attuale nei paesi dell'est Europa. Grazie Gianni di Alpignano. Sì Gianni, hai ragione, una canzone che parla della libertà che non avevano ai tempi queste ragazze, non hanno tutt'oggi, e pensa che vi do una chicca. Il brano che sentirete adesso ha un intro, una suite di pianoforte molto molto bello, che non è di Robby Facchinetti, ma Robby Facchinetti era in un viaggio in Romania, ha sentito in hotel dal pianista dell'hotel questo giro, queste note, e ha voluto inserirle proprio in questa canzone. Per voi, Dall'altra parte. Dall'altra parte fanno estate i girasoli e la vodka nasce nei granai e sanno aggiustarsi le macchine da soli aspettando la domenica. E voi ragazze andate in fila sui boulevard per film americani e per ballare nei bar. Dall'altra parte hanno gli alberghi dello Stato, ma si dorme come qui da noi. E a Reggi petti fuori moda e cuori chiari, da discoteca e da Bolshoi, caffè alla turca sotto i tigli a Gorky Park, fotografando il vento mentre il sole va giù. E tu sognavi lontano, lontano, più lontano di me. Tu sei dall'altra
lo saprai. Dall'altra parte ho visto ali per la guerra e cicogne che dormivano. A tuo fratello regalammo una chitarra che quasi andava a letto con lei, e la milizia insegue ombre e malinconia sui viali senza fine della periferia. E tu sognavi lontano, lontano, più lontano di te. Dall'altra parte adesso fanno un turno i rampicanti. Tu leggerai i giornali coi vestiti più pesanti sui muri di una piazza dritta sull'arcobaleno, e sei da questa parte anche se non ci rivedremo forse mai. Dall'altra parte, grazie per averla richiesta, grazie e ancora grazie, perché sono quei brani assolutamente non famosi ma hanno un significato incredibile. Vieni Juanita, vieni qua, perché mancano 9 minuti, però io un brano te lo voglio ancora far fare. Andiamo a leggere i messaggi, se non riusciamo in tempo facciamo Federico che noi cantiamo e leggiamo solo più i messaggi come vuoi, finali. se vuoi interrogarmi, non lo so. No, basta, cosa? Non oggi, ci posso interrogarti tutto il tempo, però posso dirti che finiamo i messaggi. Vai regia, velocissimi, dobbiamo andare. Cos'è? Vamos! Vai, saluti e baci da noi che vi seguiamo sempre, Ciccio e Pina da Montadalba. Ciao Ciccio! Ciao ragazzi! Ciao Pina, grazie! Stasera voglio dirti buona serata e buon inizio settimana alla nostra Lilli di Rorà. Ciao cara Lilli! Grazie Lilli, grazie. Bravissimi come sempre, buona settimana Silvia da Mottalciata. Baci baci. Ciao Silvia, bacioni stellari. No, prego. Ciao Enrico Alessia, che emozione sentirvi cantare insieme, sei bellissima, lo dicono Simone e Luca, e noi Grazie. salutiamo Simone e Luca, grazie ragazzi, grazie. Regia, ho bisogno che mi avvisi quando mancano 4 minuti, per favore, grazie. Matilde ci scrive: ciao Enrico, complimenti per questa bellissima serata, mi canteresti Filo Rosso di Alfa? Grazie mille da Matilde, devo impararla, l'ho già fatta mi sembra una volta ma non me la sono dimenticata. Vai. Ciao Enrico Alessia, oggi so che è il compleanno di Ciro, Lucio, così Martina, quindi facciamo gli auguri Alessandro di Piscina, ma Lusernese nel cuore. E allora ci uniamo, tutta Rete 7 e tutta Casa Peretti, a fare gli auguri al nostro Cirasper. Auguri. Ciao Cirasper, siete bellissimi, puntata super con il nostro duetto preferito. Un bacio a tutti da Romy e Roby. Ciao ragazzi. Faccio tanti auguri di buon compleanno a Ciro, grazie mille per la compagnia, ciao da Elena. Brava Elena, un abbraccio. Sarà contentissimo il nostro amico Ciro, bellissima trasmissione, bravissimo Francesca e Lorenzo, grazie ragazzi. Ciao. Domani sera siamo io e voi, un tête-à-tête, mentre mercoledì tornerà qua Valentina, giovedì ci sarà qui Giorgia, mentre venerdì ho un giorno di pausa. Ciao Harry, era un po' che non ci sentivamo, noi siamo i cugini di montagna, ti ricordi? Ma stasera sono curioso di sapere cosa c'è scritto sulla tua maglia e non posso proprio aprirla tutta perché è una ditta, quindi finché c'è scritto non posso fare pubblicità. Grazie cugini di montagna, mandatemi una foto cugini di montagna. Ciao Enrico, potresti fare una puntata su Bepi e Marzi? Giulia da Laveno. Bepi De Marzi. Bepi De Marzi. Giulia,
Giulia, oh mia cara, grazie Enrico, un artista per la prossima settimana. Dario Baldambembo, ne so una di Baldambembo. Un saluto da Elisa di Luserna, Roberto, Andrea, Chiara e Gabriele di Torino. Beh, sei tu che hai chiesto, scusa, lo so, loro rispondono. Io rispondo, so uno, non posso. Io so solo l'amico, ma errore mio. Ciao, mi chiamo Mario e ti seguo sempre a Torino. Mi potresti cantare Rose Rosse di Massimo Ranieri? Grazie, un abbraccio. Sì, va bene, te la faccio in settimana. Va bene. Potrebbe essere un'idea, Massimo Ranieri. Sì, per esempio. Vai. Ciao Enrico, se possibile per la prossima settimana a me piacerebbe dedicare la settimana su Vasco, Massimo da Venaria. Perché no? Vasco. Perché no? Se non va, si potrebbe. Vorrei Luciano Bianchini con me. Non c'è la prossima settimana, però. Ciao, a me piacerebbe ascoltare i Modà. Come serata a tema, un grande saluto da Angela Torino. Quindi abbiamo un po' di richieste. Baldambembo, i Modà, Vasco, vediamo un po'. Ciao Enrico, vorrei sentire la cura di Battiato. La fai Luigi? Te la faccio domani sera. È già in programma per domani sera. Bravissimo, mi hai anticipato. Ciao Peretti, una domanda su Ligabue, una puntata su Ligabue può starci. Un abbraccio ad Alessia, da Titti e Giovanni. Certo. Ciao, che ragazzi. si può stare più Ligabue rispetto a Vasco, perché ne so di più. Però vedremo di. Buonasera, io adoro Mina. Comunque siete veramente bravissimi. Nello, grazie Nello. Ciao. Mancano 4 minuti, quindi Alessia, vai con la primavera e io nel frattempo continuo a leggere i messaggi in alto e saluto. Va bene, possiamo fare così. Se vuoi puoi anche già leggere adesso, così almeno fai un intro leggendo dei messaggi. Vediamo un po', vai con i messaggi, regia. Ciao Nello, grazie. Come al solito. Sabato mattina ancora a scuola, l'ora ormai finita e la mia mente va. Una settimana intera e oggi lo vedrò. Dio come mi manca, giuro non lo lascerò. Un'uscita con l'amica Isabì, lettere nascoste di segreti. E gli appuntamenti alle 4 sotto al bar, con il motorino fino al centro giù in città. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Dai, dai, dai. Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera. Dai, dai, dai. Ci sentiamo prigioniere della nostra età, con i cuori in catene di felicità. Sì, respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. La impareremo. Mano nella mano a camminare, occhi nei tuoi occhi, amore, amore. Cuori grandi sopra i muri disegnati, con i nostri nomi scritti e innamorati. Mari di promesse fatte insieme, vedrai ti aspetterò finché vorrai. Un arrivederci dove e quando non si sa, stesso posto, stessa ora, al centro giù in città. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Dai, 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 dai. Ciao Vito. Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera. Dai, 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 dai. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Dai, 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 dai. Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera. Dai, 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 dai. Ci sentiamo prigioniere della nostra età, con i cuori in catene di felicità. Sì, respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. Ha cantato per voi Alessia Chelucci. Grazie, buonasera, a presto. La regia del nostro Federico.
Grazie sempre a Giuliano Falco e soprattutto un grazie immenso a tutti voi. Ci vediamo domani sera, Domani sera ho già 3 o 4 brani da Peredoca, mi raccomando, non cambiate mai canale. Lasciate la televisione accesa tutto il tempo su Rete 7, ok? Anche perché ci siamo alle 4:15. Ci siamo sul canale 83, sul canale esatto, sul canale 83. Chiudere. Ciao, chiudere.